Questo è un disegno originale del Fuga in cui si vedono le incertezze e si vede anche diciamo proprio qual è stata la sua ricerca dominante. Aveva di fronte una forma irregolare, quella del trapezio, che tra l'altro appunto è un trapezio in cui non c'è un angolo uguale a quello all'altro. All'interno viene collocata una corte rettangolare che però non è rigidamente rettangolare, è un rettangolo deformato in funzione di questa strategia di utilizzare al massimo lo spazio e di far sembrare l'edificio, per chi lo percorre e ci vive dentro, un edificio estremamente regolare. Quindi, come vedete, si creano delle sequenze di spazi rettangolari semplicissimi e diciamo l'elemento intermedio tra questi spazi rettangolari e la corte viene utilizzato con delle piccole stanze decrescenti, 2 delle quali erano destinate a cappella e oggi poi sono invece utilizzate per gli ascensori. Ci sono rimaste le sale ovali che sono ancora osservabili. In sostanza, diciamo, questo piano, che è quello principale, il piano nobile, è diviso in 2 parti uguali. C'è soltanto una piccola sperequazione per diciamo, il segretario della consulta, il quale ha una finestra in più, quella centrale del prospetto verso il Quirinale. Ecco, questi invece sono i mezzanini sono destinati alle residenze delle 2 guarnigioni, mentre il mezzanino immediatamente sopra il piano nobile è destinato agli uffici collegati con il piano nobile, quindi con le 2 segreterie. C'è poi un piano attico che anche questo aveva una funzione residenziale per una delle guarnigioni. La corte rettangolare rientra nella strategia di Fuga, di mediare tra irregolarità e regolarità percettiva. Chi lo osserva non si accorge che mentre tutti gli angoli dietro gli sembrano retti, nessuno lo è veramente. Per risolvere il contrasto tra il lotto trapezoidale e la corte che sembra rettangolare, lo spazio residuo è il lato trapezoidale, contiene una serie di ambienti minori. Se il Palazzo della Consulta è considerato unanimemente il capolavoro del Fuga, il capolavoro nel capolavoro è senza dubbio lo Scalone, che occupa con il suo movimento impetuoso e rigido nello stesso tempo il fronte orientale della corte. Le scale monumentali indubbiamente sono una delle pagine più innovative e splendenti della cultura europea del Settecento. Basti pensare a Piazza di Spagna, alle scale di Juarra, di San Felice, di Vanvitelli, o fuori d'Italia a quelle di Würzburg o del Belvedere di Vienna. L'invenzione delle grandi scale è considerata a volte dai teorici del tempo come la prova che in qualcosa almeno i moderni avevano superato gli antichi. Fuga, che aveva avuto, lavorando nel Palazzo Cellamare di Napoli, l'occasione di ammirare i capolavori del San Felice, riuscì a riprendere i temi dell'architetto napoletano senza però imitarne l'effetto spaziale. Qui vedete ancora un'ispirazione borrominiana in questa semplicità dei pilastri all'interno che giocano sui contrasti di luce. Qui avete una visione d'insieme. Questo è appunto il cortile di Palazzo San Felice. I capolavori del San Felice, di cui riuscì a riprendere i temi dell'architetto napoletano senza però imitarne l'effetto spaziale sbrigliato e spettacolare. Al contrario, riproducendone lo schema da buon fiorentino, riconducendone lo schema a una compostezza perfino un po' inamidata, ma mirabilmente chiara, con l'esibizione di una forza geometrica ben distante dallo spettinato, travolgente spettacolo sanfeliciano in cui l'impianto geometrico si scioglie nel gesto in una mimica squisitamente napoletana. Qui vedete un dettaglio di una corte di San Felice in cui c'è anche questo arretrarsi della parte centrale che ritroviamo talis et qualis nel Palazzo della Consulta, quindi possiamo dire che le idee del San Felice sono state utili per la formazione
di fuga. Tuttavia, appunto, non lo si può certo imitare diciamo, accusare di imitazione. Guardate appunto l'aspetto narrativo di queste scale sanfeliciane, le quali, come vedete, scendono verso il centro invece di salire verso il centro come avviene nel caso di fuga. Qui c'è appunto un riferimento al gesto abbastanza evidente. L'armonia dello scalone del fuga poggia sul ritmo ascendente. Le rampe simmetriche convergono verso un centro che la monumentalità delle cornici sottolinea con retorica trionfalista. Fuga celebra un'istituzione e un programma di organizzazione dello Stato in una città che vive sotto la protezione dell'antico. San Felice aveva celebrato una società disinibita che contempla se stesso e gode del suo stile di vita. Le rampe dei palazzi sanfeliciani scendono verso il centro. Si potrebbe dire che rappresentano prioritariamente la gioia di uscire di casa per condividere con i propri simili i piaceri della vita urbana. Fuga non fonde lo spazio interno con quello esterno, ma crea per il flusso luminoso diversi percorsi e diversi filtri che ne esaltano il valore. Significativa all'interno delle scale la sovrapposizione di spazi contratti e spazi dilatati che si può osservare percorrendo i pianerottoli e l'esaltazione della trasparenza e della permeabilità che si avverte osservando le porte accoppiate che richiamano quelle del salone di Palazzo Barberini. Scusate, qui torno indietro, ecco. Esaminata l'opera principale dell'architetto, dedichiamo qualche minuto alla personalità di Ferdinando Fuga, che è nato nel 1699, quindi 100 anni giusto dopo la morte di Borromini. Da giovane era un esponente brillante e fortunato dell'alta borghesia intellettuale fiorentina. La morte del gran principe Ferdinando dei Medici, che lo aveva tenuto a battesimo, come figlio del suo favorito aiutante di camera, e aveva fatto di Firenze un centro di iniziative culturali di livello europeo, fu certamente tra le cause dello spostamento a Roma dell'architetto ancora diciottenne, che già nel 1722, a soli 23 anni, nell'elegante progetto per la facciata di San Giovanni il Laterano, dimostra la sua vocazione all'ascolto, operando una sintesi critica di rara eleganza di quello che aveva imparato osservando le opere dei tre maestri del barocco romano. La didascalia di questo disegno è, sia pure involontariamente, una dichiarazione rivelatrice. Leggiamola. Ferdinando Fuga, architetto, inventò e delineò, pronto ad ogni cenno a fare il modello del presente disegno, siccome a rimutare qualsiasi cosa che non fosse di genio e soddisfazione sopra di chi ciò deve determinare. È un segno di disponibilità, evidentemente, forse anche di opportunismo, ma è anche una dichiarazione di poetica. L'architettura nasce dal dialogo con il committente e ciò che va cercato è un accordo, non una sfida. L'architettura deve piacere anzitutto a chi ne rende possibile la costruzione. L'architetto non deve cambiare il mondo, ma integrarlo con fedeltà e naturalmente con grazia. Questo è il sentire non solo suo, ma di una generazione che si affaccia al balcone e osserva all'inizio del XVIII secolo un mondo nuovo, in via di ulteriori profonde trasformazioni. Il progetto è molto in sintonia con l'architettura e la cultura di Alessandro Specchi, allievo di Carlo Fontana, che nei primi anni del Settecento aveva inciso le tavole dello studio di architettura civile, uno dei primi libri di architettura che non contiene neanche una pagina di testo e si basa solo sulla forza comunicativa delle immagini, delle quali sono illustrati però anche i minimi dettagli delle opere esaminate. Questa particolarità della mancanza di un qualunque supporto ideologico prefigura quell'allontanamento dalla metafisica che caratterizzerà tutto il secolo e al quale Fuga sembra
attenersi in qualche modo nella sua opera. È un atteggiamento laico e possibilista in cui la ragione, senza essere ancora venerata come divinità incarnata, come avverrà verso la fine del secolo, ha acquistato un ruolo nuovo che certamente ha aiutato Fuga a scoprire all'interno dell'eredità romana un filone sottovalutato e poco appariscente, quello della dominante semplicità. Questo che vedete è l'oratorio dei Filippini di Borromini. Come vedete il capitello, un capitello corinzio probabilmente o composito, probabilmente anzi composito, è ridotto a una semplice superficie con le due volute che in qualche modo ricordano la complessità del schema classico del capitello composito. Quindi il tema della semplicità è un tema presente nel barocco, che ingiustamente di solito sottovalutato. Un uso rigoroso di questa logica della semplicità è appunto quella che caratterizza molte delle opere borrominiane. Lo si vede appunto nella facciata del convento dei Trinitari di San Carlino. Come vedete qui ci sono fasce, non ci sono capitelli, non ci sono basi. L'ordine architettonico è semplificato e reinterpretato. Qui si vede ancora meglio la semplicità della facciata, l'edificio forse più rappresentativo di questa semplificazione e quindi di questa abolizione dell'ordine a vantaggio di una struttura di fasce verticali ed orizzontali che si incrociano è proprio nella facciata che Borromini ha costruito in fondo alla via dei Banchi, che era una delle vie più frequentate della città. Borromini aveva inserito questo ordine semplificato fatto di fasce perfino nel suo capolavoro, la chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza. Fu il pontefice Alessandro VII, che era un dilettante di architettura, che pretese il cambiamento da queste semplici fasce all'adozione degli ordini architettonici veri e propri che si vedono oggi nel Tamburo. Il linguaggio della semplicità non appartiene solo a Borromini, anche Bernini lo adopera spesso. Questo è il fianco di Sant'Andrea al Quirinale, dove sia il tamburo esterno sia le grandi ali che lo raccordano con la strada avevano questo semplice tema dello specchiature che Fuga riprenderà in molte delle sue architetture. Ancora nella chiesa della Riccia Bernini adopera questo sistema. Ancora più evidente lo vediamo in questa corte disegnata da Carlo Fontana per l'ospizio di San Michele a Roma. Questa predilezione per la sobrietà del linguaggio ha o no a che fare con l'illuminismo? Questo è uno dei problemi che ci si può porre osservando l'architettura di Fuga, il quale esordisce non a Roma ma ancora prima delle opere romane a Napoli con una cappella dal gusto delicatissimo nel Palazzo Cellamare, in cui adopera queste volte di incannucciata che consentono di vedere in trasparenza le volte superiori, anticipando sia il Vanvitelli e in qualche modo ricevendo l'input dal trattato di Guarino Guarini. Questa predilezione per la sobrietà del linguaggio ha o no a che fare con l'illuminismo? Credo che a questa domanda si possa rispondere di sì, anche se va tenuto conto che le nuove idee si innestavano in Italia su un terreno già preparato dalla tradizione umanistica, ancora viva, e da una forte tradizione razionalistica che esisteva proprio nella cultura pratica dell'architettura e di cui i Lombardi erano a Roma i rappresentanti più forti. Nella valutazione di quanto c'è d'aiuto, nella valutazione di quanto effettivamente l'illuminismo possa aver influito sulla cultura romana, c'è d'aiuto un'opera recentemente pubblicata
da Erika Heidminer, The Culture of Architecture of Enlightenment Rome, del 2010, che si aggiunge ai fondamentali studi sull'illuminismo italiano di Franco Venturi, di Hans Gross e di Vincenzo Ferrone. Il riformismo romano, a lungo represso, ha il suo grande rilancio nel 1730 con l'elezione di Papa Corsini, confermato poi durante il pontificato successivo che si concluse nel 1758, e con l'avvento di Clemente XII Rezzonico che le cose cambiano drasticamente. Come prova, per dare un solo esempio, il fatto dell'arresto dell'editore Pagliarini, reo di aver pubblicato un libro contro i gesuiti. Il cardinale Lambertini, che aveva appoggiato l'elezione di Clemente XII, ne sarebbe diventato il successore con il nome di Benedetto XIV, così illustrava all'amico Bottari il suo modo di interpretare la missione del papato. Il dovere di un cardinale e il più grande servizio che può rendere alla Santa Sede è quello di attrarre a Roma uomini onesti e istruiti. Il Papa non ha né insegne né armi, deve mantenere il prestigio facendo di Roma un modello per le altre città nell'insegnamento, nelle scienze e nelle arti. Dal 1730 al 58 dunque la cultura ebbe a Roma un momento di crescita liberatoria che il Fuga respirò a pieni polmoni e condizionò indubbiamente le sue scelte architettoniche. Lo convinse a rinunciare gradualmente agli aspetti più innovativi della ricerca barocca, soprattutto nel campo dello spazio, senza tuttavia orientarlo verso il recupero dell'antico, che probabilmente a suo parere era parte integrante della grande tradizione italiana. Dopo la ricezione critica rinascimentale da Brunelleschi a Bramante e a Michelangelo, è questo rifiuto di rituffarsi nell'archeologia che lo distingue dai suoi coetanei, Galilei, Vanvitelli e Salvi, e lo avvicina invece a Iuarra e a Vittone. Oltre che con i due papi, l'architetto ebbe rapporti diretti con i cardinali, del Giudice, Acquaviva, Passionei e Neri Corsini, parecchi dei quali aperti alle nuove idee riformisti e con simpatie gianseniste. Tra gli intellettuali che ebbe modo di conoscere va ricordato Monsignor Giovanni Antonio Bottari, fiorentino anche lui e portatore di un originale indirizzo innovativo. Il bibliotecario del cardinale Neri Corsini, per il quale Fuga costruì i deliziosi ambienti della biblioteca corsiniana che, rinunciando alla concezione tradizionale del salone unico a più piani, si articola in 7 saletti che rendono più facile la consultazione e permisero in certi casi di coronare gli scaffali con i busti degli autori dei libri sottostanti. Il cardinale del Giudice, grande inquisitore di Spagna, fu il primo dei protettori di Fuga, che prima di morire nel 1725 gli procurò l'incarico di intervenire sul palazzo di suo fratello Antonio, principe di Cellamare, per il quale l'architetto inventò la deliziosa cappella del Carmelo con la volta forata. Dopo quella del cardinale del Giudice fu la protezione del cardinale Troiano Acquaviva a determinare il successo del giovane Fuga. Il cardinale era stato dal 29 al 36 maggiordomo dei Sacri Palazzi e come tale sovrintendenza agli interventi architettonici quando Fuga era stato nominato appunto insieme al Valeri architetto dei Sacri Palazzi, e difficilmente può essere stato estraneo alla scelta e poi alla gratificazione dell'architetto con la croce dell'Ordine di Cristo. Ritornato a Roma come ambasciatore del re di Spagna e di Napoli, Acquaviva terrà a battesimo la figlia del Fuga, Eleonora, e incaricò il padre di costruire la facciata di Santa Cecilia e di allestire nel 1738 davanti all'ambasciata di Spagna, in occasione delle nozze di Carlo III con la 14enne Maria Assunta di Sassonia, il tempio di Partenope, una macchina da fuoco contornata, come spiega una didascalia, da un illuminato, trasparente, delizioso giardino. Come vedete, un omaggio a Napoli prima di trasferirsi a Napoli dopo pochi anni. Nel 1641 Acquaviva riuscì a imporre il Fuga come architetto per la chiesa di Sant'Apollinare e certamente non fu estraneo all'incarico di costruire
nei giardini del Quirinale il ritiro di Papa Lambertini, detto anche Caffè House. Questo piccolo edificio contiene ancora all'interno i 2 quadri che rappresentano i suoi 2 capolavori, la Consulta e la facciata di Santa Maria Maggiore. Lo stesso Pannini, del quale la figlia del Fuga sposò il figlio architetto, dipinse l'incontro del Papa Lambertini con il re di Napoli, che qui vedete. Sullo sfondo di questo buon ritiro in cui si celebrava, oltre alla memoria di Papa Corsini e il desiderio di tranquillità di Papa Lambertini, la gloria di Ferdinando, riunendo insieme ben 3 dei suoi capolavori. Sarà poi lo stesso Acquaviva ad aprire all'architetto la strada per Napoli, raccomandandolo a Carlo di Borbone che prima ancora di affidare al Vanvitelli la costruzione della sua reggia, chiamò il nostro a costruire come contrappeso illuminato il Conservatorio dei poveri. Troiano Acquaviva, amico e protettore, era anche tra i cardinali campione insuperato di disponibilità e di apertura verso quella Repubblica delle Lettere che si era affermata in Europa e che l'Italia guardava con invidia mista a sospetto. Fu lui a finanziare la pubblicazione della Scienza Nuova di Giambattista Vico e a convincere Papa Lambertini a intrattenere un rapporto epistolare con Voltaire che gli dedicherà in modo provocatorio una copia del suo libro sul Mametto. Voltaire che tra l'altro chiese al Papa delle reliquie da mettere nella cappella del suo castello. Fu lui a ospitare Giacomo Casanova e a lamentarsi dei pregiudizi che avevano determinato la sua espulsione dallo Stato della Chiesa. L'altro cardinale a decretare il successo del Fuga fu certamente Neri Corsini, cardinale nipote di Clemente XII, uomo di cultura, bibliofilo di tendenza riformista e anche lui di simpatie gianseniste. Gli storici dell'arte hanno parlato di lui come del fautore di un rigido ritorno a modi classicistici, facendo riferimento alla sua scelta del progetto del Galilei per la facciata del San Giovanni. Tra la rigida monumentalità e l'atteggiamento più flessibile del Fuga, comunque il Corsini fu costretto a scegliere il secondo, perché il Galileo morì precocemente proprio nel 1736, 10 anni prima che il cardinale iniziasse a trasformare la sua residenza, il vecchio Palazzo Oriario, dove aveva abitato Cristina di Svezia. Scelta tutt'altro che sbagliata, perché in questo ampliamento Fuga dimostrò di essere non meno razionale del rivale, quantunque sempre propenso alla ricerca della flessibilità e della grazia. A Palazzo Corsini si rende evidente la sensibilità urbanistica del Fuga, che spinge l'architetto a differenziare nettamente la piatta facciata verso la Lungara, fatta per una lettura di scorcio, da quella aperta verso il giardino e il pendio del Gianicolo, in cui la tripartizione serve a creare un'osmosi visiva tra architettura e scenario naturale. Il corpo centrale ospita quasi esclusivamente la splendida scala in cui 3 gallerie parallele creano un insieme architettonico davvero sorprendente, basato sul rapporto di autonomia e di trasparenza reciproca delle 3 gallerie, in cui il linguaggio semplificato delle fasce e delle riquadrature raggiunge il suo risultato più alto. Come vedete anche qui ci sono solo degli accenni ai capitelli nelle sede principali, ma l'ordine architettonico è assente mentre trionfa questo ordine semplificato delle fasce. È ammirevole la trasparenza che si ottiene dalle 3 rampe parallele che sono perfettamente visibili l'una dall'altra in questa alternanza. Ecco il fronte verso il giardino, in cui non è difficile ritrovare di nuovo l'esempio borrominiano dei portali delle finestroni di propaganda Fide. Ecco la sala interna in cui indubbiamente razionalità e gusto barocco si collegano in modo determinante. Ed ecco la biblioteca in cui vedete appunto la situazione nuova
la situazione nuova delle scaffalature in piccole sale e la possibilità quindi di mettere i busti dipinti delle persone a cui si riferivano i libri delle diverse scansie. Ma diciamo la fine della vita di Fuga si svolge a Napoli. Al linguaggio semplificato dei ritmi ripetuti e delle fasce, Fuga ricorrerà anche a Napoli, dove si trasferisce negli anni 50 del Settecento e dove sembra impegnarsi su due fronti, quello in cui continua senza perplessità la sua esperienza romana, adottandosi però sia nelle forme che nei materiali ai caratteri dell'architettura locale, e quello delle architetture sociali, come Paolo Giordani ha definito l'albergo dei poveri, i granili e il cimitero dei poveri. Questi edifici si impongano nell'organismo urbano per la loro dimensione. Quasi 700 metri il conservatore dei poveri nel progetto, ridotto poi nella realizzazione a 350, 500 metri per i granili e un quadrato di 80 metri di lato per il cimitero. In essi il dominio della razionalità si sposa alla sobrietà linguistica ed alla scala in un modo che non può non riferirsi alle riflessioni di quel gruppo di teorici, dall'Abate Laugier all'Odoli, al Blondel, al Milizia, che sfoceranno nell'opera di Ledoux e di Boulez. C'è da dire però che Milizia si rivela più realista del re e in netto anticipo si orienta verso un linguaggio che non vuole essere nuovo, ma casomai rinnovato, legato a quel filone di esperienza che abbiamo rievocato. L'albergo dei poveri è un'ardita macchina architettonica che ha come programma la utopica volontà di liberare la città dai mendicanti e si riallaccia quindi ai tentativi già fatti nei secoli precedenti dai governanti europei. Alessandro VII, per esempio, aveva chiesto a Bernini di adattare allo scopo il Palazzo del Laterano per chiuderci dentro i mendicanti senza che poi potessero uscire. A Genova era successo qualcosa di simile e anche in Francia si trovano degli alberghi, in particolare nel Trattato di Vittone si trovano diversi esempi di alberghi dei poveri costruiti in dimensioni molto limitate. Il conservatorio non era pensato come un ospitale albergo, secondo l'eufemismo poi invalso nella denominazione definitiva dell'edificio, ma implicava la reclusione dei mendicanti e la rigorosa divisione in parti completamente separate destinate agli uomini, alle donne, ai fanciulli e alle fanciulle. Molto saggiamente Milizia commentava che sarebbe stato più proficuo destinato ai poveri l'enorme somma delle spese di costruzione. Sempre disponibile a sposare gli ideali del committente, Fuga riuscì a costruire solo in piccola parte l'utopia borbonica, adottando però una sistematicità progettuale e un linguaggio che prefigura certo il formalismo neoclassico basato su una riscoperta dell'antico, che non prefigura il formalismo neoclassico basato su una riscoperta dell'antico e nemmeno l'autoritarismo del panopticon di Bentham, ma casomai le utopie legate al malessere dell'operaio industriale e quindi diciamo la sua profezia si sposta in avanti, può far pensare al falansterio di Fourier o al familisterio. Nello spogliarsi dell'architettura dei suoi compiti di celebrazione della vita e dei suoi rituali, riducendosi a puro rivestimento della funzione, questo linguaggio può essere interpretato come profezia del funzionalismo e del razionalismo dell'avanguardia storica o anche alla nostalgia illuminista di Aldo Rossi nel cimitero di Modena. Incompiuto e inquietante nella sua mole e nel suo silenzio è l'albergo dei poveri. Opera compiuta e non meno provocatoria nel suo razionalismo cosmico. Albergo cimitero dei poveri o delle 366 fosse, dove per sopprimere la vergogna delle fosse comuni ed evitare i rischi di contagio e le esalazioni, Fuga inventò un'altra macchina perfetta, costruendo
costruendo dentro un lotto quadrato 366 piccole fosse, tante quante sono i giorni dell'anno, tenendo conto anche dell'anno bisestile. Ogni giorno, con apposito meccanismo, i poveri venivano calati dolcemente in una fossa, invece di essere gettati nella fossa comune, dove almeno per un anno potevano rimanere in pace. La numerazione bustrofetica delle lastre di pietra lavica permetteva che venissero sollevate dagli stessi operai che chiudevano la fossa vicina. Razionalismo quindi spinto all'eccesso, eppure se guardiamo il prospetto, ecco una delle fosse, eppure se guardiamo il vecchio prospetto sappiamo che al di sopra di questo ordine, che ricorda proprio quello del convento dei Trinitari o quello del cimitero che aveva progettato per Santo Spirito a Roma, e i famosi orifiammi di cui ho parlato come di uno degli elementi che rappresentano un po' la firma dell'architetto. La prova che Fuga non cambiò di molto, nemmeno il suo gusto, sta nel permanere delle sue opere, quando lo riteneva necessario, di dettagli e decorazioni plastiche molto simili a quelle adoperate in gioventù. Qui vedete per esempio la mensola che ritorna ad essere michelangiolesca, ma comunque continua questa predilezione fughesca che abbiamo visto nella consulta. E questo è l'atrio dell'Albergo dei Poveri. Questa è la villa La Favorita, in cui viceversa si capisce che anche ormai maturo Fuga non abbandona la grazia, ma pensa che la grazia possa convivere con questo rigore razionale che caratterizza le sue opere. Si provi quindi ancora più evidente questa nostalgia della gioventù e in questa chiesa dei Gerolamini progettata a Napoli quando aveva più di 80 anni, quindi proprio negli ultimi anni della sua vita. E evidentemente l'adesione a questo linguaggio rigoroso, a questa semplicità di mezzi è piena, ma nello stesso tempo Fuga non vuole rinunciare e seppellire la gentilezza e la grazia che ha caratterizzato la parte più produttiva della sua vita. A questo punto, dopo aver analizzato il suo capolavoro e aver esplorato per sommi capi la sua opera, è giusto chiederci: ma chi era veramente questo Fuga? Un epigono del barocco, un anticipatore del neoclassicismo, un eclettico, un illuminista o addirittura un opportunista, un camaleonte, come è stato definito, pronto a cambiare maschera a seconda del gusto del committente? Proviamo a liberarci dagli aggettivi che ci mettono in imbarazzo ad inserirlo in una delle caselle predisposte: classico, neoclassico, barocco, eclettico, manierista. Sono parole inventate dai critici per mettere ordine nel mondo dell'arte, che per sua natura forse non ha poi tanto bisogno di ordine. L'arte, ha scritto Karl Kraus, semina il disordine nella vita e ogni volta i poeti dell'umanità ristabiliscono il caos. In un altro aforismo poco dopo afferma: non è che nella voluttà della generazione linguistica che il caos diviene mondo. L'artista è una madre, sosteneva il Filarete, e per generare deve unirsi al committente che sarà il padre dell'opera. Se il compito dell'architetto è la generazione linguistica, costruire con le forme qualcosa che viva e che dia vita, dobbiamo ammettere che nell'edificio della Consulta la generazione linguistica c'è stata. Le opere d'arte sono di una solitudine indicibile, ha scritto Rainer Maria Rilke, e non vi è nulla che possa comprenderle meno della critica.
solo l'amore le può abbracciare e può essere giuste nei loro confronti. Io valuto l'opera d'arte dalla felicità che è in grado di donarmi. A noi posteri non rimane che inchinarci e ringraziare la Corte Costituzionale che ha cambiato la funzione dell'edificio ma lo custodisce con cura e con amore perché continui ad esprimere, se non la certezza, una fondata speranza che la giustizia si realizzi anche in questo mondo. Le istituzioni, ha scritto Louis Kahn, uno degli ultimi architetti umanisti, sono ispirazioni. L'applauso è molto eloquente, è segno di un ringraziamento molto sincero. A parte le parole, rendiamo concreto questo ringraziamento con un gesto e con un oggetto che io ti porgo a nome di tutto il Collegio dei Giudici Costituzionali, ed è la medaglia commemorativa del 60 anni della Corte che è stata coniata proprio alcuni mesi fa. Ecco, te lo offriamo proprio come segno di gratitudine.